Siamo a Fontaneto d'Agogna dove si festeggia Sant'Alessandro, il patrono, un momento importante di aggregazione e di incontro per la comunità, con feste e anche occasioni di riflessione. Siamo all'interno della chiesa parrocchiale dedicata proprio a Sant'Alessandro. Ne parliamo con il parroco. Sì, è un momento molto importante perché lungo tutto l'anno c'è la preparazione di questa festa e diventa significativa perché riesce ad accogliere moltissime persone grazie all'aspetto, diciamo così, ludico e nello stesso tempo anche all'aspetto religioso. È un momento significativo perché ricordiamo Sant'Alessandro che è arrivato qui a Fontaneto 176 anni fa. Infatti l'anno prossimo, nel 2014, celebreremo il 175 anno da quando l'arciprete di allora, si chiamava Don Lielmoni, da Roma l'ha portato qui nel nostro paese, nella nostra comunità. È altrettanto significativo perché questo sacerdote è stato molto intrepido, perché non solo ha portato il suo corpo, ma ha voluto costruire questo scurolo che è molto significativo. È stato chiesto infatti allora ad Alessandro Antonelli, era l'architetto più in auge, di costruire appunto il luogo dove doveva riposare il nostro santo. E da allora migliaia di persone ogni anno vengono a vivere il momento della festa e poi a salutare e dire una preghiera al santo. Alle nostre spalle ci sono proprio le reliquie del santo. Infatti, quando è arrivato qui a Fontaneto è stato posto all'interno della chiesa. La chiesa è già molto grande, però questo sacerdote insieme alla popolazione hanno voluto costruire questo scurolo per accogliere ancora meglio il suo corpo. E tant'è vero che due sono le grandi feste di Fontaneto, cioè tutti gli anni avviene la festa che richiama molte persone, ma negli anni dei giubilei, quindi 2000 l'ultima volta, 2025 la prossima, c'è la festa nella quale si ricorda la costruzione dello scurolo. E invece l'anno prossimo, la scorsa è stata nell'89, e invece è la ricorrenza di quando sono arrivate appunto le reliquie qui a Fontaneto. Immagino che starete già preparando dei festeggiamenti in grande stile. Certo, il Comitato Sant'Alessandro che dal 2000 ad oggi è rimasto in auge ogni anno, mentre prima la storia ci racconta che dopo la festa si scioglieva e si riformava appunto dopo i 25 anni. Appunto questo comitato sta preparando già da un anno ormai la festa del 2014 e quindi si è allargato, sono circa 24 le commissioni che stanno lavorando proprio per preparare al meglio la festa dell'anno prossimo e già a ottobre inizieremo il percorso perché la festa in questo caso non si svilupperà soltanto nel mese di agosto ma lungo tutto l'anno. A ottobre avremo anche la visita del nostro vescovo Monsignor Brambilla che verrà a aprire la festa incontrando tutto il comitato.